Sabato 30 aprile l'accogliente palestra della parrocchia Redentore di Este ha ospitato la gara di terza divisione femminile tra il Redentore e la Lutecno Pernumia, che per noi è stata l'occasione di conoscere le due società della Bassa Padovana. Il Pernumia, con la prima squadra, ha recentemente ottenuto la promozione in Serie D femminile. Il presidente elogia il lavoro svolto quest'anno. Abbiamo un parco dirigente molto professionale. Questo è dimostrato anche dai risultati che riusciamo a ottenere nelle varie categorie, dove abbiamo la prima divisione che ha vinto il campionato di Serie D, la terza divisione che è in questo momento prima in classifica con ottime possibilità di portare a compimento un campionato, l'Under 18 seconda in classifica. Questo è anche merito dei nostri dirigenti, oltre che dei nostri allenatori e delle ragazze, e li ringrazio tutti. Tanto lavoro e ottimi risultati anche per le ragazze della terza divisione. Abbiamo fatto un'annata eccezionale, secondo me, il gruppo è ottimo, mi hanno sempre seguito, hanno sempre eseguito quello che ho chiesto, sono stato supportato dalle ragazze in tutto e per tutto e la società ha fatto quello che doveva per questa annata per puntare alla seconda divisione per noi. Abbiamo un'altra squadra che è stata promossa in D e abbiamo un settore giovanile dove i risultati iniziano a vedersi già da quest'anno, perché varie ragazze sono già con me e anche in prima squadra, diciamo. A Pernumia le vittorie nascono dall'unità e dal forte spirito di gruppo. Quest'anno stiamo facendo una bella annata e siamo prima nel nostro campionato, per adesso mancano solo 2 partite, quindi speriamo di passare insomma in seconda divisione. Siamo contenti perché la nostra squadra insomma ci troviamo bene, siamo un gruppo di ragazze molto affiatate, oltre ad essere una squadra insomma usciamo sempre insieme, siamo molto amiche, secondo me è anche questo uno dei motivi che ci ha fatto arrivare fin qua insomma, e quindi tra l'allenatore molto bravo e noi che siamo una squadra veramente unita, secondo me è una formula efficace per raggiungere un obiettivo come la seconda divisione e speriamo che quest'anno di riuscire a farlo. È stato un campionato abbastanza difficile, però insomma mancano due partite e noi insomma siamo contente e speriamo di riuscire ad arrivare in seconda divisione. La promozione del Pernumia in seconda divisione è giunta con 2 turni d'anticipo grazie al numero di vittorie, delineando un'annata proprio da incorniciare. Il presidente della Polisportiva Redentore, attualmente quarta nel campionato di terza divisione, ci presenta le diverse squadre e gli obiettivi della società estense. La nostra società è costituita da 6 squadre, delle quali 2 sono di terza divisione e 4 giovanili con Under 16, 14, 13 e 12. La prospettiva nostra è quella di far crescere una terza divisione, passare in seconda categoria per dimostrare ai giovani che si può crescere insieme, che si può crescere giocando e divertendosi. Questa è la nostra finalità. Al progetto sportivo si unisce l'impegno nel campo della solidarietà. La nostra società ormai è impegnata da un paio d'anni in collaborazione con l'Avis Comunale dell'Estense, il nostro presidente è entusiasta, abbiamo raccolto parecchie donazioni grazie all'adesione dei vari genitori dei ragazzi che fanno parte di questa società. L'allenatore pone l'accento sul valore dell'aspetto formativo del volley. Io credo che oltre a un interesse tecnico per migliorare le ragazze e farle giocare sempre meglio, ci sia un interesse umano alla persona, di formazione, di valori che possono venire trasmessi al di là del puro e semplice agonismo. Un concetto che anche noi condividiamo pienamente.